abbiamo qui, ho detto 2 ospiti, ospiti nel senso sia attivo e sia passivo, perché abbiamo Cristina Priarone, presidente di Italian Film Commissions e direttrice di Roma Lazio Film Commission. E ospita in senso attivo, nel senso host, non guest, Luigi Bacialli, presidente della Fondazione Veneto Film Commission. Questo panel è, diciamo così, un'occasione pubblica, come potete vedere, non siamo tanti, ma in generale nelle presentazioni qui a Venezia quest'anno non ci sono grandi folle. Stiamo riprendendo, stiamo filmando tutti gli incontri, pertanto saranno disponibili successivamente online le clip dei vari interventi. L'idea era fare un po' il punto su che cosa la Film Commission ha fatto sino ad ora. L'anno scorso ci fu una presentazione della Veneto Film Commission che ancora non aveva un direttore, uno staff. Io sono arrivato precisamente il 20 gennaio, mi sono insediato. Successivamente ho avuto circa un mesetto per prendere le misure e poi insomma ho vissuto come tutti quanti il lockdown, cercando di organizzare l'attività da remoto, e quindi è relativamente da poco, anzi decisamente da poco, che la Film Commission è operativa. Quindi era per restituire un po' il punto di che cosa la Film Commission sta facendo. Colgo l'occasione per salutare 2 membri del CDA della Fondazione che sono in sala, Cecilia Valmarana, che messaggia come se non ci fosse un domani, e Giacomo Brunoro, e i rappresentanti di Lombardia Film Commission e Emilia Romagna Film Commission, anche loro oltre che omologhi e membri di Italian Film Commission. Passo la parola a Cristina e ti ringrazio di essere venuta. Grazie a te Jacopo e grazie a voi, perché poi lo spazio appunto della Regione Veneto è sempre un punto dove negli anni ci siamo trovati e ritrovati. Intanto sono contenta perché quando c'è una nuova Film Commission, veramente non solo come associazione, come presidente, ma anche appunto come collega, è sempre una gioia, perché quello che abbiamo visto negli anni, sì che le Film Commission sono importanti e poi mi farebbe piacere evidenziarvi un po' i punti, ma abbiamo anche visto che veramente la forza viene moltiplicata quando il lavoro è davvero un lavoro di tutti i territori insieme. Cioè è veramente il caso dove 1 più 1 non fa 2, ma fa veramente 10 o 100. Perché? Perché con l'estero il presentarsi tutti insieme, con attività, con una riconoscibilità, con uno scambio nel promuoversi, nel parlare delle risorse, crea un passaparola che ha in sé un'energia estremamente più forte rispetto a quando c'era quell'epoca buia di competizione malsana tra le Film Commission, no? Dove c'era quel pensare ognuno al proprio centimetro, ci si litigavano le produzioni, in questo, lasciatemi dire, Roma forse è sempre stata un po' più da subito una hub, no? Che cercava di creare come dire, un sistema un po' più permeabile tra una regione e l'altra, però c'erano situazioni di regioni davvero, era un eterno derby, no? E invece siamo usciti da quell'epoca proprio con un grosso lavoro associativo, si fa squadra, ci si promuove insieme, ci si consiglia sulle produzioni, ci si scambia esperienze e adesso non c'è più paura nel dire da me, diciamo me tra virgolette, nel mio territorio non trovi la neve, guarda che i miei colleghi hanno delle bellissime cose, poi da me in un futuro farai la post-produzione, cioè è diventato, si è capito che questo paga molto di più rispetto al
farsi, tra virgolette, la guerra, una competizione stupida. In quest'ottica, quando si struttura una nuova Film Commission, quando arriva, poi come è questo il caso, con competenza, con risorse, con anche un appuntamento privilegiato, no? Come è l'occasione del Festival di Venezia, che vi accompagnerà, no? Sempre, questo dà energia non solo a voi ma a tutti noi. C'è un grosso lavoro anche per aiutare le regioni che ancora mancano, Abruzzo, Molise, ci stiamo dando molto da fare con il loro impegno e per accompagnarle, perché comunque una Film Commission cos'è? È un qualcosa che è a metà tra le istituzioni regionali, in particolare da quando Franceschini ha fatto la nuova legge cinema, che finalmente ha definito una Film Commission come regionale, e una struttura che però deve avere tutta la flessibilità, la competenza, la specificità di una struttura di settore, quindi non di una struttura semplicemente istituzionale. E in questa dinamica spesso le cose sul versante, diciamo, professionale, nel contatto col settore, nella promozione del territorio, hanno bisogno di una grossa flessibilità e velocità di risposta e di assistenza, dove invece il lato istituzionale regionale ci mette più tempo per poter, come dire, adeguare i suoi processi, le sue regole a quel tipo di esigenza. Ne sa qualcosa la Film Commission Emilia-Romagna, che ha dovuto fare un lungo percorso, no? Per potersi associare, proprio perché c'erano dei vincoli da superare. Quindi le Film Commission hanno, come dire, onore ed onere di essere su quel crinale che è a metà tra dimensione regionale e dimensione professionale. Quando l'intesa c'è tra questi due versanti, si riesce a dare al settore la risposta più efficace, perché ovviamente le risorse, parliamo di fondi, ma parliamo anche di tutta una serie di risposte nelle esigenze quotidiane della produzione. Le risposte hanno bisogno di entrambi i giocatori, la Regione e la Film Commission. Quindi costruire quella sintonia è il primo punto importante. E se posso fare una cosa antipaticissima, che è dare un consiglio, è lasciarsi guidare con fiducia dalla propria Film Commission, perché conosce il settore, perché ne ha il polso continuo nella sua evoluzione, perché il cinema, l'audiovisivo, l'abbiamo visto in maniera fortissima negli ultimi anni, sono sempre in evoluzione, nelle dinamiche produttive, finanziarie, ma anche nel rapporto con quello che è la dinamica internazionale, di prodotto, di successo. C'è un momento in cui una nazione è più, come dire, in forma e in altri periodi meno, quindi anche le strategie di promozione vanno un po' pensate in sintonia con quello che è l'andamento per fare la strategia migliore. E in particolare in quest'anno, per esempio, pensiamo a tutta la situazione legata al Covid, no? Che ormai è il leitmotiv delle nostre vite, speriamo ancora per poco. Cosa succedeva sui territori? Che i professionisti chiedevano alla Film Commission: posso girare? Non posso girare? Devo avere un medico sul set? Posso far baciare 2 attori? E chi era cioè la regione non era in grado di dare queste risposte, era in grado la Film Commission, che è in contatto con le associazioni nazionali dei produttori, che hanno fatto il protocollo, che hanno lavorato, è in contatto con le altre Film Commission, perché all'inizio, come abbiamo visto in questa esperienza del Covid, non sempre ci sono le risposte su che cosa si deve fare, vanno trovate le strade. E le strade si trovano molto meglio se si è insieme a guardare, no? Quindi questa è la forza
secondo me, del lavoro comune tra le Field Commission e del lavoro che una Field Commission può fare per una regione. Senti, ti ringrazio. Io devo dire, ho per il momento partecipato a poche riunioni e tutte su Zoom, tra l'altro, di Italian Film Commissions, però è vero che lo spirito di collaborazione di questa associazione è veramente forte e la prima cosa che faccio quando ho dei dubbi in effetti è chiamare altre Film Commission. Voi avete già fatto questa cosa e sono tutti sempre molto disponibili. Questo non capita in tutti i settori e non è così tipicamente italiano, per cui lo saluto con veramente piacere. Grazie. Grazie a te, Luigi. Luigi Bacialli. Allora, dall'anno scorso a oggi. L'anno scorso eravamo qui con i consiglieri di amministrazione, Cecilia Valmarana ha citato Giacomo Brunoro, c'erano Vittorio Dalleore, Giulia Lavarone, ed eravamo un po' così, un po' spaesati perché non c'era ancora il direttore. La speranza era quella di arrivare a Venezia col direttore, poi invece coi tempi lunghissimi, tutto l'iter del bando e poi prima il riconoscimento della personalità giuridica, lo stesso anche ottenere il codice fiscale, insomma c'è stata tutta un'altra fila che ci ha fatto perdere molto tempo. Poi finalmente è arrivato Jacopo Chessa e siamo veramente molto felici di vederlo e averlo già visto da qualche mese all'Opera, perché ha preso subito il toro per le corna, ha impostato un lavoro molto dinamico. Una cosa che tutti hanno apprezzato molto proprio all'inizio è stata quella di aver subito creato una rete, no? di cercare di fare sinergie e soprattutto di ascoltare i produttori, tutte le realtà importanti del settore che si erano sentite un po' abbandonate, devo dire, no? Quindi già questo è stato un approccio molto positivo che è stato apprezzato. Poi Chessa ha formato una struttura, adesso c'è una struttura, oltre a quella del direttore abbiamo altre figure preminenti e ne arriveranno delle altre, c'è stato il distaccamento di personale dalla regione, mi pare che ci sia un'ottima collaborazione comunque con l'ufficio, con gli uffici della regione, quindi le prospettive sono molto buone. Devo dire, adesso dicevamo prima, può diventare un alibi, c'è stato il Covid, però in effetti insomma dopo quella fase burocratica molto lenta e molto così un po' noiosa e poi anche a ritrovarsi appena arrivato il direttore in questa situazione non ci ha molto aiutato, però adesso insomma ci siamo aperti a questo mondo e siamo disponibili. Il Consiglio di amministrazione è deciso a dare quel poco che può fare, diciamo, un Consiglio di amministrazione dal punto di vista del sostegno che deve e può dare al direttore e alla struttura, perché noi abbiamo un ruolo che non è operativo. Per il resto, certo, non abbiamo un ruolo finanziario, nel senso che noi siamo una Film Commission, la Fondazione Veneto Film Commission ha un ruolo di promozione, di marketing, diciamo così, ma siamo sempre pronti a intervenire qualora, come Consiglio di amministrazione, ci siano problemi da risolvere. Quindi io credo che ha preso Jacopo Chessa una strada molto buona. Giustamente diceva la Presidente, qui come sapete, siete tutti veneti, si dice sempre non si riesce mai a fare squadra. Chissà che non ci si riesca in queste circostanze, in questo settore. Lo dicono così, è un ritornello, non si fa squadra, ognuno va per conto suo, sarà anche vero, ma insomma possiamo dimostrare invece di poter creare così, collaborazione e sostegno reciproco. Grazie, grazie Luigi. Io allora
dico insomma 2 parole, un po' più di 2 parole su ciò che abbiamo fatto, perché di fatto non abbiamo mai fatto un incontro pubblico di presentazione mia, ho fatto un incontro con i produttori, uno con le sale, con dei professionisti, ma tutto ciò su Zoom, su Skype, insomma nell'epoca del lockdown, rimandando a tempi migliori che continuavano a non arrivare. E successivamente, appunto, essendo partner di questo spazio quest'anno, abbiamo ritenuto che fosse importante anche fare un vero e proprio incontro in presenza, come si usa dire adesso. Cosa è stato fatto? Allora, diciamo così, alle Film Commission vengono chieste 2 cose poi fondamentali: la promozione del territorio attraverso gli strumenti del cinema e dell'audiovisivo da un lato, e l'attrazione di produzioni, di investimenti sul territorio. Per fare questo però bisogna essere preparati, bisogna avere, come diceva Luigi, bisogna avere una rete, e questa rete deve essere forte, bisogna lavorare intanto dal basso, e dal basso vuol dire che appena, tipo il giorno dopo che mi sono insediato, forse anche prima, perché c'era già, il mio nome era già circolato, ma mi arrivavano richieste per esempio di database, e questo sembra proprio basilare, ma voglio dire, non esisteva, sì, ne esisteva uno vecchissimo, ma non era consultabile, o difficilmente consultabile, di professionisti veneti, perché chi viene in Veneto cerca giustamente maestranze. Quindi ho lavorato nell'epoca, nei giorni, nei mesi del lockdown, soprattutto sul sito, ma non solo, che adesso è online, potete vederlo, è in qualche modo incompleto, nel senso che mancano ancora delle sezioni, però c'è una production guide, ovvero una raccolta, insomma, di profili professionali dalle società di produzione alle società di servizi, attrici, attori. Se vuoi far vedere le società di produzione, giusto per vedere come sono fatte le schede, ci si può iscrivere, cioè il professionista veneto o la società veneta si può iscrivere, e poi noi, diciamo così, facciamo un lavoro di editing sulle schede, intanto per conformarle, uniformarle tutte quante, armonizzarle, diciamo così, e per fare anche un po' di filtro, nel senso che a volte capita che intanto che ci si iscriva a categorie sbagliate, primo, secondo che magari piccole associazioni che ne so, paradilettantesche si iscrivono come società di produzione. Ecco, questo cerchiamo di evitarlo, cerchiamo di offrire a chi arriva un servizio di consultazione ecco, hai preso Rosada, che è un ben noto produttore veneziano, vedete, cioè la sua scheda, i contatti, una descrizione ovviamente italiano-inglese, una filmografia, come sui siti delle principali film commission o dei fondi regionali. Manca, dicevo, che è un sito ancora in parte incompleto, perché oltre al fatto che è in corso l'implementazione di professionisti, attori, attrici e così via, manca una grossa fetta che è quella delle location, che la struttura è pronta, ma la stiamo popolando perché ci si mette di più, intanto perché non sono professionisti del cinema, quindi non avevano tutta quella spinta a essere presenti sul sito della Film Commission, che hanno avuto magari le maestranze per lavorare, e vanno un po', diciamo così, cercate, anche attraverso la collaborazione che abbiamo già instaurato con il settore promozione turistica della Regione Veneto, per cui insomma faremo iscrivere non solo privati, ma anche luoghi, come dire, di proprietà pubblica, con schede che possono essere utili a chi fa produzione, quindi con delle informazioni proprio logistiche legate all'attività di produzione cinetelevisiva. Nella mia idea, prima Cristina descriveva un po' che cos'è una Film Commission, no? Come corpo a metà strada tra il pubblico e il professionale, dicevi. Secondo me, io per come la concepisco, è un centro di strategia, di programmazione. Tu dicevi fidatevi delle Film Commission, non mi sembra un consiglio per niente antipatico, anzi lo sottoscrivo, perché deve essere sempre più questo, cioè interlocutore con il professionista, con le società del territorio, verso le istituzioni, verso l'internazionale, quindi lavorare per l'internazionalizzazione,
Prima parlavo della formazione, questa è un'altra sfida importantissima secondo me, questa è un'altra cosa che mi hanno chiesto tutti i professionisti veneti, è bisogna formare maestranze, bisogna avere come dire, delle risorse da quel lato lì per chi arriva a girare. Diversamente continueremo ad avere maestranze che vengono da fuori. Questo è come dire, il contrario di ciò che una film commission deve ambire. La presenza in mercati internazionali, logicamente, prima si parlava di promozione, questa è una cosa che, come dire, ho fatto all'indomani del mio insediamento, prima con un mercato italiano che è Trieste, e poi subito dopo Berlino, e poi insomma, sappiamo tutti che i mercati sono diventati online con insomma, esiti che secondo me non ancora proprio di successo, per quel che ho potuto vedere, quantomeno da Cannes non mi è sembrato proprio così interessante, o altre esperienze come come il FICI in India, però insomma siamo ancora un po' lontani dall'avere un'abitudine veramente professionale su questo tipo di evento, cioè di evento di networking, ovvero di presenza, incontro fisico sostituito dagli strumenti online. Quindi, però sicuramente questa è una cosa in programma, così come la promozione delle produzioni venete selezionate a festival internazionali, c'è anche una selezione di festival per i quali noi ci rendiamo disponibili a sostenere spese di comunicazione, di promozione per i film prodotti in Veneto che siano selezionati insomma, in una lista di festival di rilevanza internazionale. Prima dicevi, Luigi, che appunto la prima cosa che ho fatto è stata cercare di parlare con i produttori, cioè convocare, tra virgolette, i produttori veneti. È vero che c'era un po' questo senso di tu dicevi di essere un po' spersi, un po' abbandonati a se stessi. Da un lato è vero questa cosa qua, dall'altro lato questo secondo me ha permesso, la cosa che ho constatato, al territorio e all'humus che c'è in questa regione di essere, insomma, di avere delle figure estremamente inventive, estremamente forti, che non ho trovato altrove. Quindi sempre un po' c'è un rovescio della medaglia che è anche positivo, io trovo. Però è vero che il comparto della produzione deve fare fronte comune, si deve parlare, e questa è una delle altre cose che vorrei fare sempre di più periodicamente. Finalmente, Luigi anticipava, c'è uno staff nella Film Commission, oltre a una persona distaccata dalla regione, Stella Tambè, anzi inviterei le due persone che lavorano con me, Francesca Valente, segretario generale della Film Commission, che è fuori. Francesca? Eccola qui. E Floriano Buono, che è a capo dell'ufficio produzione, venire qui, farvi vedere, vi hanno visto quasi tutti, ma e questa è l'occasione di presentazione della Film Commission. Loro sono arrivati 27 luglio e 11 agosto, per essere precisi. Togliti la mascherina un attimo, tieni le distanze. Ok, va bene così. No, adesso qui. Sì, e quindi questo ci permette che cosa? Oltre che finalmente possiamo lavorare con uno staff e non essere, tra virgolette, da solo. Tra l'altro dopo una fase in cui il CDA è stato realmente da solo, diceva il CDA non ha un ruolo operativo, e ce l'ha avuto, nel senso obtorto collo, ha dovuto risolvere anche problemi soprattutto di carattere burocratico e amministrativo. Finalmente possiamo offrire dei servizi, Floriano alle produzioni, e devo dire che quotidianamente arrivano richieste di servizi, grosso modo, per cui di produzioni che vogliono venire a girare in Veneto, dalla grande produzione al cortometraggio, al documentario, quindi insomma, però si risponde a tutti, si cerca di dare a tutti un aiuto che basicamente è location scouting, avvalendoci di figure professionali locali, quindi trovando location manager che aiutino le produzioni, quindi dando gratuitamente questo servizio, e poi con il disbrigo di pratiche, che questo è un po' l'ABC delle Film Commission, no? Fare questo tipo di supporto gratuito a coloro che vogliono girare. Francesca lavora a stretto contatto con me e si occupa anche di aspetti di comunicazione, e più, diciamo, un ruolo più organizzativo.
Ci sarà, adesso annunciavi anche un altro distacco dalla regione, però insomma diciamo le due figure operative sono loro, e con ovviamente c'è anche in sala l'ufficio stampa, un terzo dell'ufficio stampa dei Rumors, Gianni Galli, in rappresentanza, è un ufficio stampa composto da 3 persone, che si occupa della comunicazione stampa nazionale della Film Commission. Insomma, questo è un po' il quadro, e quali sono le prospettive future. Come tutti sapete, c'è un bando di sostegno alla produzione della Regione Veneto, la cui deadline è stata il 30 giugno. Sono arrivate un sacco di domande, più di 80, quindi è in corso la valutazione ancora adesso. E ci saranno le risposte, spero il prima possibile. Io faccio parte della commissione, ci stiamo veramente scapicollando, stanno tutti lavorando, abbiamo tutti lavorato ad agosto per preparare i punteggi e per dare insomma, le risposte il prima possibile. È un bando molto complesso perché è un Porphyser, complesso proprio in termini tecnici. E anche la Regione è la seconda volta che gestisce questo tipo di bando, quindi in qualche modo è ancora abbastanza nuovo, però è un'opportunità enorme, un'opportunità che permette l'arrivo di grosse produzioni e che secondo me è un bando che va sfruttato nel senso sia di attrazione, come dicevo prima, ma deve essere sfruttato anche nel senso di promozione, di aiuto alla crescita del tessuto locale. Sono 5 milioni sulla produzione, quindi insomma nella media italiana direi, Cristina correggimi se sbaglio, fascia alta possiamo dire? Perché mediamente quant'è un fondo regionale? Intorno ai 2 milioni, 1,5? La media inferiore. Quindi insomma, e questa è una cosa per me, la sfida fondamentale, insomma, uno degli aspetti importanti a cui siamo chiamati a rispondere è mantenere questo fondo. Questo è fondamentale perché un one shot così non avrebbe senso. Bisogna mantenerlo, avere una cadenza il più possibile regolare, se possibile magari anche aprire due bandi all'anno, non so, bisogna pensare a questo tipo secondo me, di dispositivi per andare incontro alle esigenze di programmazione che le produzioni hanno. Questo è assolutamente centrale, e in questo la Film Commission, ribadisco, adesso farò della frase di Cristina Pieroni il mio mantra: fidatevi della Film Commission. No, davvero, perché bisogna assolutamente cercare di lavorare. Poi lo so che ci sono degli aspetti appunto amministrativi e tecnici molto difficili da risolvere, soprattutto che richiedono molto tempo, però insomma la direzione che stiamo prendendo è quella.